Ripartiamo dal buonsenso contro il politicamente corretto di oggi con Marco Tognini. Open Your Eyes, cari amici, l'abbiamo sentita tutta questa canzone, grazie alla regia. Rientriamo, puntata agostana, ultima puntata agostana, prima ovviamente di settembre, quindi di rientrare in pieno, diciamo, poi nella programmazione effettiva di Radio Libertà. Vi ricordo come sempre che potete intervenire proponendo argomenti, commentando o anche eventualmente polemizzando con noi allo 02 92 94 72 22. Ebbene, rientrati, spero insomma che piano piano le cose si sistemino. Siamo in un momento un po' particolare perché la situazione internazionale insomma ancora sta penalizzando il costo dei carburanti. Non mancano le notizie su quello che è un po' il core business di questa trasmissione, cioè l'immigrazione, ma non solo. Si è parlato tanto anche di pensiero woke, che è un po' quello che noi vogliamo contribuire a chiarire, smontare, insomma a portare quello che è il buon senso dell'uomo comune, insomma, e ritornare a un rapporto, anche a una dialettica che sia improntata sulle cose vere, non su quello che qualcuno ha in testa e vorrebbe usare per indottrinare poi eh, i bambini e in generale comunque tutta la gente attraverso i social. Anche sui social ce ne sarebbe da dire, la causa nei confronti di Zuckerberg, eccetera. Seguiamo tutto attraverso la televisione, insomma, con l'Europa sempre in agguato con il suo Digital Service Act e molte altre situazioni, il problema delle chat e quant'altro. Quindi monitoriamo sempre un po' il tutto. Io credo che in questi giorni insomma la notizia un po' interessante in casa nostra è quello che potrebbe essere poi il prodromo di una battaglia che rischia di spalmarsi un po' su tutto il territorio, che è la questione veneziana, la questione di Venezia. Insomma, avevamo seguito le elezioni locali con candidati anche islamici all'interno del centrosinistra che proponevano tutta una serie di come dire, di situazioni molto brusche, molto particolari, e quindi insomma ci auguriamo che così e non sia. Sta di fatto che però soprattutto la comunità bengalese, cioè diciamo dal Bangladesh, quindi diciamo da quello che è il cosiddetto Pakistan orientale, ecco, quindi i musulmani di etnia indiana sostanzialmente, ebbene, stanno cercando di forzare la mano al comune e al neosindaco Simone Venturini, che invece ha parlato di rispetto delle regole. Sostanzialmente la comunità bengalese insomma sta puntando i piedi: o fate la moschea per noi o blocchiamo tutto. Mentre il primo cittadino vorrebbe subordinare il progetto all'impegno a collaborare, loro si ribellano e mettono a rischio dai cantieri navali alle attività ricettive, anche perché oggettivamente i bengalesi in quella zona sono tanti e lavorano nei servizi, ma anche appunto nelle varie marinerie. Come ricorda per esempio il giornale, la comunità bengalese di Venezia ha un potere elevato perché si tratta della prima comunità musulmana della città, che ha tentato, già fallendo, di incidere alle amministrative di quest'anno. Erano infatti ben 7 i candidati in lista che la sinistra aveva inglobato nella speranza di portare a casa nuovi elettori. Ora quella stessa comunità pretende una moschea in via della Giustizia a Mestre e la pretende al grido di "blocchiamo la città", come riporta il Gazzettino. Un no secco del neoeletto sindaco Venturini, che intervistato dal TG1 regionale, spiega che non concederà spazi almeno fino a quando i bengalesi non dimostreranno passi avanti nell'integrazione delle donne, nell'apprendimento dell'italiano e nella partecipazione alla vita della comunità cittadina. Mentre loro sembra indicano uno sciopero nel caso in cui il sindaco non abbia intenzione di fare dietrofront, è importante constatare come si tratti di una comunità il cui peso è tutto fuorché ininfluente, perché è stimata intorno alle 20.000 persone,
considerando anche chi ha acquisito la cittadinanza italiana e i domiciliati. Quindi quando parliamo di, come dire, di cittadinanza, quando parliamo di ius scholae, cari amici, capite bene che cosa stiamo autorizzando in casa nostra. Un forte bacino quindi su cui la sinistra continua a puntare, secondo me in maniera miope, perché poi insomma la sinistra poi rischia di venire addirittura scaricata nel momento in cui queste comunità poi prendessero davvero piede, e di questo ne sono ben consapevoli comunque, tanto che lanciano insomma il guanto di sfida, insomma, gli dicono: "Fermeremo Venezia, Mestre, Marghera, si ferma la Fincantieri, il turismo, cucine, ristoranti, alberghi". Insomma, ecco, questa è un po' la situazione che, insomma, ci lascia tutti i dubbi che ben conosciamo e che rischia, tutto sommato, di portarci in quelle atmosfere di sottomissione che noi leggevamo solo nei libri di Houellebecq, o in libri come ben più antichi, come Il campo dei santi, che però insomma, allora parlavano di situazioni distopiche. Oggi le situazioni distopiche sono in casa, sono presenti. Giustamente il sindaco Venturini resiste al ricatto. C'è una bella intervista sulla Verità, in cui lui ricorda quanto segue. Partiamo dalle regole basiche di civile convivenza che insistono a ignorare. Buttano di tutto, dai materiali ai sanitari, fuori dalle isole ecologiche, non fanno la differenziata, e per Venezia è un costo enorme. Cioè stiamo parlando di una città in cui, oggettivamente la raccolta rifiuti è fatta con modalità molto particolari. Voi sapete che ci sono poi raccolta rifiuti a Mestre, c'è una parte di raccolta rifiuti alla Giudecca, voi sapete che poi i barchini anche della raccolta differenziata sono anche abbastanza chiusi, proprio per evitare effettivamente anche un discorso di immagine della città. Abbiamo provato distribuendo volantini in più lingue, non hanno cambiato atteggiamento, lasciano la spazzatura accanto ai cassonetti. Non tutti si comportano così, ma molti, troppi sì. Nelle zone dove sono più concentrati i bengalesi è un problema grave. Con gli strumenti normativi a disposizione è difficile entrare nelle loro case per fare controlli, ma vivono in tanti, in pochi spazi, e gli altri condomini non sono affatto contenti perché vedono svalutarsi gli appartamenti per i quali da anni stanno pagando il mutuo. Ecco, qui sarebbe interessante anche capire chi ha lasciato poi andare avanti questa situazione, no, cioè, alla fine tutte le volte che poi viene affittato un negozio, viene affittata una casa, si cerca sempre quella manodopera a bassissimo costo che poi crea tutte le speculazioni e le sperequazioni che sappiamo, per cui nel nostro paese sostanzialmente da quando è in vigore l'euro praticamente gli stipendi non aumentano. Aumenta l'inflazione, quella sì, nonostante l'inflazione fosse il grande nemico dell'Unione Europea, ma vabbè, anche queste sono effettivamente pie intenzioni. Ehm, Tra l'altro ha ricordato anche la condizione delle donne, il sindaco. Pochissime lavorano, escono di casa solo per andare a prendere i figli a scuola, non sono integrate nella città. Questo lo affermano anche i servizi sociali. Solo una minoranza frequenta corsi di lingua italiana, e vediamo un utilizzo sempre più diffuso del velo integrale da parte delle donne bengalesi. C'è poi un costo economico non indifferente, spieghiamolo bene: i redditi sono molto bassi, le donne non lavorano, i soldi che gli uomini guadagnano finiscono per lo più nel loro paese d'origine, quindi tante risorse generate sul territorio non sviluppano domanda interna, mentre aumentano i servizi che vengono erogati alle famiglie, bengalesi. Hanno, molti figli, ISEE bassissimi, e accedono a tutte le esenzioni possibili. Giusto, per carità, hanno il requisito formale, ma di questo costo economico si fa carico il comune e la comunità di Venezia. Ecco, anche questo è un tema. Il fatto che ci sia un accesso parificato in tutto e per tutto a quello di un cittadino italiano da sempre, è una questione da verificare. Certo, i costituzionalisti poi, si riempiono la bocca di queste situazioni, però è chiaro che nel momento in cui non puoi neanche ben verificare,
oggi esistono ancora certi documenti che agli stranieri possono essere concessi con autocertificazione. Però poi sballano le classifiche, perché un ISEE, per avere determinate diciamo esenzioni, deve essere sotto una certa soglia. Ma se tu non puoi controllare che questa persona nel suo paese d'origine ha una casa di proprietà, una casa ereditata, eccetera, e quindi non avrebbe diritto a determinate esenzioni, è chiaro che si fanno figli e figliastri. E ancora una volta è il cittadino italiano, il cittadino di casa nostra, che viene diciamo penalizzato, oltretutto penalizzato nonostante porti poi sinceramente e in maniera complessiva tutti i documenti del caso. Hanno tanti milioni da spendere per una mega moschea, e anche questo è interessante capire, insomma, registrare che tali comunità comunque creano dei problemi e non si capisce poi da dove arrivano tutte queste risorse, ma se arrivano da stati stranieri vorremmo capire perché e per come viene autorizzato questo accogliere da parte di comunità di una religione che, ricordiamolo, non ha nessun tipo di intesa con lo Stato italiano, e non ce l'ha per 2 motivi fondamentali. La prima, perché non ha una gerarchia effettiva, diciamo, condivisa da tutti gli aderenti di quella religione. E il secondo luogo perché comunque ci sono diversi insegnamenti di quella religione incompatibili con uno Stato di diritto e uno Stato liberale. Pensiamo alle donne, alla capacità di ereditare, ma perfino di guidare, di andare a scuola, insomma tutte queste situazioni. Vedo che abbiamo già una telefonata, quindi la facciamo passare subito. Pronto? Ciao, chi sei, da dove chiami? Buongiorno dottor Tognini, Lisetta, ben Buongiorno a lei. ritornato. Grazie. Allora, prima cosa, dottor Tognini, la mia solidarietà a tutto il Tibet e al Nepal per Certo. la catastrofe successa. Seconda cosa, volevo parlare dell'Islanda che sogna un'Unione Europea, direi io, perché fra 2 giorni vanno a votare. E cioè, con questo concerne che le pretese di Donald Trump sulla Groenlandia hanno portato il governo delle Valchirie, dico io delle Valchirie, non so trovare qualche altra specificazione, Certo. ad accelerare il voto sull'adesione, ma rimane l'incognita della pesca, dottor Tonini. Cioè, a 10 anni dal divorzio, mi sembra che sono 10 anni, tra Regno Unito e Unione Europea, gli islandesi potrebbero offrire, dico io, un riscatto agli europeisti. Questo 29 agosto, cioè fra 2 giorni, si esprimeranno con il voto sulla seguente domanda. I negoziati per l'ingresso dell'Islanda nell'Unione Europea dovrebbero ripartire. Cioè il referendum non sancisce, secondo me, l'adesione, ma la prepara. Ci dà il mandato per trovare un accordo con l'UE, e rassicura, mi sembra, Christrum, un po', cerco di ricordarmelo, Frostadottir, che nel 2024 a 36 anni è diventata la più giovane premier d'Islanda. E aggiungo anche, dottor Tognini, le guerre del merluzzo. Tra la fine degli anni 50 e gli anni 70 l'Islanda e il Regno Unito si scontrarono sui confini delle acque territoriali del Nord Atlantico. Certo. Vinse l'Islanda, anche entrando nell'UE l'Islanda vorrebbe mantenere il controllo sulla pesca, su cui è una superpotenza. Ecco, io dico e termino, vedremo come andrà a finire. Nient'altro, la saluto e buona giornata, dottor Tognini. Grazie, la saluto. Certo, allora, l'Islanda, diciamo, vedendo quanto accade con la Groenlandia, eccetera, sta cercando un rapporto con l'Unione Europea. Bisogna capire se l'Unione Europea applicherà all'Islanda eventualmente lo status di paese candidato e poi l'adesione in situazione paritaria con quello degli altri stati, perché noi benefici sulla pesca non ne abbiamo, anzi diciamo che la pesca europea sta creando molti problemi alle nostre marinerie, da quella storica di Chioggia, Marghera, fino a quelle di diciamo
diciamo di Trapani, ecco, di Mazara del Vallo, scusate, non mi veniva esattamente la città. Le guerre, vere e proprie guerre commerciali, ci sono state nel 72 nel 94 sulla pesca nel Mare del Nord. Il Mare del Nord ovviamente è un banco privilegiato di pesca per tutti i paesi che vi si affacciano, e ci sono sempre state importantissime diciamo flotte pescherecce sia da parte della Norvegia che da parte della Gran Bretagna, insomma dalle basi scozzesi. Ovviamente vi si aggiunge l'Islanda che pure ha diciamo un'economia diversa, molto più contenuta da questo punto di vista. Fanno già parte di quello che si chiama il SEE, cioè lo spazio economico europeo, dove praticamente vi partecipano con qualche privilegio sostanzialmente quei paesi che non fanno parte dell'Unione Europea, però hanno dei rapporti da mercato unico, come anche per esempio il Liechtenstein, eccetera. È chiaro che se anche l'Islanda dovesse lasciare, potrebbero esserci delle modifiche anche per la Norvegia che non ha intenzione di unirsi comunque all'Unione Europea, perché vuole i suoi privilegi, che non sono solo i privilegi della pesca, ma per esempio i privilegi sui grandissimi giacimenti di gas naturale che vi sono nelle sue acque, di proprietà quasi tutte tra l'altro di fondi pensione norvegesi, che quindi portano diciamo anche beneficio ai loro pensionati, ai loro cittadini. Quindi verifichiamo esattamente un po' cosa accadrà. Io dico però il problema è: perché dovrebbe essere concesso uno status particolare all'Islanda? Forse perché è un paese più marginale? A fronte del fatto che invece ci sono paesi come l'Italia, come i paesi mediterranei, ma poi ognuno potrebbe accampare un suo particolare diritto, un suo particolare problema, o si rivede tutto da capo, che non sarebbe male, ecco, mettiamola così, anche come idea, per evitare questa solita Europa dell'iperburocratese o di una norma uguale per tutti, che poi evidentemente penalizza sempre qualcuno, cercando di lasciare eventualmente a una federazione solo quelle poche e corrette materie per andare avanti anche nel commercio internazionale, in tutta una serie di situazioni, evitando invece tutto quello che è apparato, tutto quello che è indottrinamento. Abbiamo visto che arrivano da tante parti, insomma io ci ho lavorato 8 anni a Bruxelles, quindi so esattamente di che cosa stiamo parlando. Evitiamo di avere un cosiddetto alto rappresentante per la politica estera che non si capisce bene chi rappresenta, perché non è neanche la media tra le opinioni dei vari paesi. Insomma, io non ce la vedo la Francia che rinuncia a fare politica estera, o la Germania, cioè prima ancora che il nostro paese ovviamente, no? Non ce la vedo la Francia, per esempio, rinunciare al proprio arsenale nucleare oppure devolverlo all'Unione Europea. Così dicasi per esempio anche del seggio nel comitato dei membri permanenti dell'ONU. E invece quindi la politica estera resta quella che è, e quindi insomma non si capisce bene perché l'Europa dovrebbe avere una risultanza, quando in questo momento la risultanza non ce l'ha, se non quella di così parlare e magari di versare in qualche impresa, in qualche malaugurata impresa, nuovi soldi dei cittadini europei. E infatti l'Unione Europea è in cerca delle famose risorse proprie, cioè delle tasse che direttamente andrebbero alla Commissione europea per farci tutte le piacevolezze che ben sappiamo, le direttive, soprattutto i regolamenti che sono direttamente applicabili, mentre non si fa nulla per le emergenze effettive, per esempio appunto quella islamica, di cui vi parliamo e vi parleremo ancora. Effettivamente, se noi andiamo poi su Euronews, su Politico, cioè sulle testate anche online
che più si occupano anche degli interna corporis, della politica che scorre tra Bruxelles e Strasburgo, vediamo che per esempio già diversi membri della Commissione, a cominciare dal commissario per la pesca Cadis, cominciano a parlare di possibili deroghe alle norme UE per un nuovo Stato membro. Ecco, questo non deve accadere, perché, ripeto, o lo si fa per tutti o si allenta la mano, si allenta la museruola, si allunga un attimino il guinzaglio, o altrimenti non ha senso. Cioè, questa è effettivamente solo realpolitik. Tra l'altro, nei confronti di chi? Degli Stati Uniti, con cui sarebbe un po' più saggio avere dei rapporti un attimino più tranquilli e normalizzati, prima che qualcuno prenda l'idea di ricominciare con i dazi. Ecco, quindi in tutto questo, ripeto, speriamo che questi processi di adesione, per carità, meglio l'Islanda della Turchia, mi verrebbe da dire, insomma, ecco, meglio l'Islanda della Turchia. Però effettivamente ragioniamo sul fatto che meglio l'Irlanda, anche direi dell'Ucraina, l'Islanda dell'Ucraina, perché l'Ucraina in questo momento è un paese completamente distrutto, pieno di debiti con tutta la comunità internazionale, che ha già ipotecato tutte le sue risorse, dal grano alle terre rare, a tutto quanto è possibile prelevare, ed è per quello che molti stati europei, facendo veramente una politica di bassa lega, hanno alimentato ancora una volta il conflitto anziché cercare una soluzione diplomatica. E poi l'Ucraina, se entra nell'Unione Europea, vuol dire che, per esempio, tutti i fondi, ripeto, tutti i fondi della politica, della PAC, ecco, della politica agricola comune, andrebbero sistematicamente a quel territorio. Quindi noi possiamo scordarci, ma come la Grecia, ma come la Spagna, ma come i vini francesi, cioè ne potremmo raccontare, siamo pronti a una cosa del genere? No. Allora, se ci sono degli squilibri, forse è meglio ragionarci sopra. Ecco, questo, scusate il discorso abbastanza lungo e complesso, l'argomento era stimolante, però voi capite quante insidie si nascondono in un singolo problema che può sembrare di politica estera, ma che poi nasconde effettivamente, ripeto, quella che chiamo la realpolitik, cioè il fatto che poi ogni Stato cerca di accaparrarsi il meglio per sé e per i suoi cittadini, insomma, per le proprie imprese, e quindi effettivamente c'è una concorrenza spietata e insomma un ricorso. Si parla tanto di diritto internazionale, però insomma poi alla fine, ripeto, il cinismo fa parte della politica dei nostri giorni. Spazio alla pubblicità e poi rientriamo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo in onda, grazie Sic et Non. Vi ricordo, per intervenire 02 92 94 72 22, intervenire in diretta, confrontarvi, chiedere anche qualche informazione in più, non c'è alcun problema, cerchiamo poi di rintracciare il tutto in rete, verificando ovviamente poi quelle che sono le risultanze, contestando o confermando quelle che sono un po' le nostre tesi, che si basano e vogliono basarsi solo sulla realtà, sulla natura, sul buonsenso di ogni giorno. Ecco, notizie interessanti. Parlavamo ancora della consueta, potremmo dire, situazione di invasione, il bollettino di invasione. La sinistra europea,
scopre le carte sulle alleanze con l'Islam politico, quello che poi abbiamo visto, sebbene la CDU sembra smarcarsi, è chiaro che invece la SPD, la Link e i Verdi fanno sostanzialmente campagna elettorale con gli islamisti e tra gli islamisti, e questo potrà portare solo a nuovi guai e nuove tensioni, mentre tra l'altro poi in Germania il 9, se non sbaglio, si vota in un land importante che è la Sassonia-Anhalt, dove AfD, Alternative für Deutschland, il partito sovranista per eccellenza, potremmo dire, dovrebbe raddoppiare i propri consensi, andare dal 21 al 42%, a scapito proprio dei centristi della CDU, ma anche della SPD, che sarebbe ridotta ai minimi termini, la danno al 6%, poco sopra la soglia di sbarramento. Ecco, questa è un po' la situazione. La Sassonia è anche un land storico, pensiamo a Dresda, pensiamo a Magdeburgo, a insomma città importanti che verrebbero governate da questo nuovo partito ghettizzato da sempre, che però diciamo pone il problema in modo assolutamente vero, vivo, reale, senza parlare di soluzioni draconiane, ma parlando di remigrazione, ripeto, che è un'idea ragionata e che è un'idea che corrisponde comunque alle necessità e alle urgenze del paese. Vi dicevo che la sinistra europea sta abbandonando il woke. Ma perché sta abbandonando il woke? Perché cerca un'alleanza più forte, un'alleanza col pensiero forte per eccellenza, l'unico pensiero forte che è rimasto un po' nell'Occidente dopo la scuola di Francoforte, il pensiero debole, eccetera, così come dire anche un po' la secolarizzazione di quella che è la Chiesa, e cioè effettivamente l'alleanza con le forze islamiche. Ora più nascosta, non esposta, mentre adesso i tempi per la sinistra sembrano maturi per esplicitare questa vicinanza, e magari, se ancora da noi c'è qualche remora, in Germania le forze progressiste mostrano cosa accade quando il pragmatismo elettorale, potremmo dire proprio il cinismo in questo caso, supera ogni confine politico. A Neukölln, distretto multiculturale nella zona sud-orientale di Berlino, i socialisti, SPD, i Verdi, la Linke, cioè la ex sinistra estrema, eredi della SED, del Partito Socialista della Germania Est, e la FPD, quindi anche i cosiddetti liberali, che più che liberali sono liberal, e non è la stessa cosa, hanno deciso di partecipare a un dibattito elettorale organizzato presso la NBS, che è una struttura legata a una moschea locale, promosso dal Rat Berlinen Imame, cioè una rete di 20 imam in cui compaiono figure finite sotto l'attenzione dell'intelligence di Berlino per legami con la galassia dei fratelli musulmani. La CDU ha respinto l'invito, confermando la distanza da organizzazioni che promuovono l'islamismo radicale. Christopher Förster, candidato della CDU a Neukölln, ha chiarito la posizione del partito, spiegando che non parteciperanno a questo forum, mentre SPD, Linke e Verdi stanno facendo campagna con gli islamisti, come poi ha appunto chiarito anche AfD. La scelta delle forze di sinistra solleva un tema politico centrale, cioè la legittimazione concessa a gruppi che promuovono l'Islam politico, una linea che mira a trasformare le istituzioni democratiche con strumenti teoricamente pacifici e con condizionamenti culturali, spesso sostenuta da finanziamenti esteri provenienti dal Medio Oriente e dai paesi del Golfo. Non dobbiamo credere di avere a che fare con democratici impeccabili, pertanto non vogliamo valorizzare ulteriormente queste persone attraverso un forum pubblico, hanno ribadito appunto sia dalla CDU che da AfD. Insomma, gli islamisti, esattamente come altri estremisti, non possono essere partner di processi e discussioni democratici, al contrario vanno combattuti ovunque li si incontri. Ecco, diciamo che queste cose qui la CDU le dice però solo sotto elezioni, Mi spiace dirlo, ma effettivamente è così, ecco, come del resto accade in Italia anche con gli esponenti del PPE italiano, ecco, e quindi sapete benissimo a chi mi riferisco.
Tra l'altro questa NBS, questo gruppo di imam, resta sotto l'attenzione degli organi di controllo. Gli stessi giudici hanno confermato che anche recenti ricorsi giudiziari non limitano attività di monitoraggio. Qualcuno a sinistra cerca di, come dire, di spostarsi, ma diciamo che la maggioranza vuole accreditarsi e utilizzare questo rapporto, diciamo, ecco. Quindi ripeto, è un tema estremamente presente e pressante, dico io. Se poi ci mettiamo anche le polemiche, per esempio, sugli immigrati, insomma, la polemica soprattutto Germania-Italia, la Germania attacca l'Italia, fa saltare il patto. La realtà è che probabilmente il governo di Berlino, sul discorso dei cosiddetti Dubliners, i dublinanti, ecco, non sto parlando del libro, ma effettivamente dei migranti che dovrebbero poi essere riassegnati secondo il Trattato di Dublino. Il problema è che Roma evidentemente chiede allora la compensazione con le ONG, e sappiamo benissimo che gran parte delle ONG che operano nel Mediterraneo, nel Tirreno, nello Ionio, eccetera, battono bandiera tedesca perché al soldo di ONG tedesche, spesso pagate per esempio anche dalla conferenza episcopale tedesca o dalla sua omonima evangelica, diciamo, protestante, così. Sappiamo benissimo che di questo folto gruppo di ONG fa parte anche quel simpatico gentiluomo di Luca Casarini, la nave mediterranea, esatto, e insomma abbiamo ben capito che questa diciamo che questa compensazione non sarà facile da essere portata a casa, però è vero che la Germania ha pagato milioni a queste organizzazioni non governative. Tra l'altro, mi sono sempre chiesto, associazioni non governative, come se in realtà i cattivi fossero i governi. Cioè, associazioni non governative vuol dire che non hanno gli scopi dei governi, quindi sono forse più aliene da una certa politica. Ma io dico, ma viva Dio, ma i governi hanno una legittimazione popolare, hanno un voto. Queste ONG invece, non votate da nessuno, sono presenti perché qualcuno, magari qualche noto milionario, oppure chi ha degli scopi politici, le sovvenziona, diciamo, ecco. Quindi anche questo esibire il termine ONG, diciamo, mi dà una qualche, come dire, noi non ci riflettiamo, però è così, cioè forse è meglio essere governativi, perché essere governativi garantisce che ci sia una legittimità popolare e che ogni 5 anni anche c'è un'alternanza, nel caso appunto dei governi, no? Quindi io francamente tra certe associazioni, pseudo associazioni e qualche cosa invece di più cristallino, garantito perché è al servizio dei cittadini, io preferirei francamente quello che è al servizio dei cittadini. Sì, vediamo qualche articolo ancora su Casarini, insomma, con le barche appunto battenti bandiera tedesca, la polemica tra il ministro Piantedosi e il suo omologo Alexander Dobrindt, e insomma l'Italia sostanzialmente ha le sue ragioni e quindi le porterà anche in sede europea. In sede europea ovviamente bisogna far crescere anche una consapevolezza, ecco, possiamo chiamarla, una consapevolezza che l'attuale situazione, se non viene corretta, diciamo, se non si pone un freno a questo tipo di immigrazione, non solo verrà smantellato tutto lo stato sociale per cui, diciamo, da 150, 180, 200 anni le varie generazioni di casa nostra hanno lottato fondando le trade union, i sindacati, le lotte sociali, l'allargamento dei diritti anche politici, eccetera, si rischia di mandare tutto in vacca, ma serve anche un contributo
intellettuale, diciamola questa parola, perché non si vada nell'indottrinamento più puro, altrimenti leggendo i giornali potreste trovare dei titoli strani. Io ne ho trovato uno ieri e ve lo voglio leggere. La testata è la testata, diciamo, principe del nostro paese, quella che aveva tra l'altro dei bei titoloni, per esempio durante il ventennio, ma quelli sono peccati di gioventù, no? Ebbene, la testata più famosa del nostro paese, diciamolo, il Corrierone, come titolava nella sua edizione veneziana, titolava questo: si accascia e muore, ovviamente ci dispiace, Mica, storico borseggiatore veneziano. Aveva appena scippato 2 anziani e sui social esultano. È ovvio che non è bello esultare sui social, però voi capite che la notizia è che questo signore, storico borseggiatore veneziano, cioè come se fosse un negoziante, non so, o il signore che ti timbra il biglietto, non so, una persona così, quindi una presenza fissa, no, capite? Il borseggiatore, il criminale è diventato una presenza fissa, oltretutto veneziano, in realtà è slavo questo signore, no? Aveva appena scippato 2 anziani, non è così. Li aveva scippati, spintonati, derubati dei loro averi e tra l'altro dei farmaci salvavita appunto di uno dei due coniugi. Ecco, questi titoli, no, che sembrano quasi esprimere cordoglio. Perché? Perché? Cioè, dite che vi dispiace, riportate la cronaca, ma francamente, cioè la notizia è che sui social qualcuno è esultato. Sì, è cinico, ma è totalmente folle anche il contrario, cioè che si dica santo subito, o che un borseggiatore sia un elemento inscindibile dall'immagine della città, storico borseggiatore, insomma, vabbè. Qui siamo, speriamo che la famiglia non denunci, diciamo, la famiglia del morto non denunci per aver così turbato la sua tranquillità i 2 poveri anziani scippati, no? Perché magari un giudice che gli dà ragione lo trovano in questo paese molto, molto tormentato. Ecco, questa è veramente una situazione particolare, per cui un predatore che si approfitta di 2 persone vulnerabili diventa sostanzialmente quasi un amico simpaticone. Un amico simpaticone. Altro titolo interessante, ecco questo, riportiamoci un po' anche un po' così, su quella sottile ironia che ci piace ogni tanto portare e dare insomma in pasto, dare in pasto a tutti voi anche per così togliere un po' di stress. Pensate, lo riporta Il Tempo, miracolo di Natale ad agosto. Il PD riabilita il presepe e San Giuseppe in risposta a Giuseppi, cioè a Conte, sul wok. Quest'anno il miracolo della natività si compie ad agosto, quando i marciapiedi friggono al sole, si sciolgono i ghiaccioli e nelle alte sfere spirituali democratiche qualcuno scopre che il presepe potrebbe non essere un covo reazionario. Alessandro Alfieri, senatore e membro della segreteria nazionale del PD, interrogato dal Corriere, sulle derive woke, sulle torsioni di Conte alla maniera di Alexandria Ocasio-Cortez, arriva alla folgorazione fuori stagione. Non si può dire no al presepe. Bella scoperta. E così, mentre nell'AFA si bramano ombra, cocomero e aria condizionata, dentro il centro-sinistra fanno capolino il bue, l'asinello, la Madonna e perfino San Giuseppe, padre pare non biologico del bambinello, figura abbastanza complessa da poter essere riammessa nel campo largo in risposta a Giuseppi senza provocare il collasso dell'intersezionalità. Si badi bene, è una possibilità allo studio, un Nazareno al vaglio dell'altro. Ebbene, evidentemente, magnifica parola dell'armamentario partitico quando la realtà ti esplode in faccia, ma si preferisce accusare l'impianto ottico dell'inaffidabile elettore, insomma, no? Quindi forse questa benedetta percezione è ora che diventi invece la realtà. Ecco, che non si parli, la sinistra parli un po' meno di percezione e parli di realtà, oserei dire parli di natura, ecco, perché ci sono temi di natura che sono
e saranno sempre, se Dio vuole, nel cuore dell'uomo e non cambieranno mai, nonostante poi qualcuno vorrebbe che cambiandosi d'abito, mettendosi qualche strano trucco in faccia, qualcuno cambia sesso o può aver la possibilità per qualcun altro di allattare o cose di questo tipo, ecco. Quindi forse ideologicamente, ecco, ringraziamo Alfieri, già membro del Consiglio regionale lombardo, insomma un uomo anche del fare, che forse avrà capito che insomma non si può sempre esagerare, ecco, anche dal loro punto di vista. Se poi facessero un passo avanti in più e si mostrassero come quella sinistra europea che in tanti altri paesi promuove, ripeto, promuove un po' più di buonsenso e per esempio anche le battaglie all'immigrazione, beh, sarebbe veramente tanta cosa, ecco. Un patrimonio occidentale che ci auguriamo, ecco, venga portato da tutti i contendenti dell'arena politica. Insomma, non vorremmo che a portare il buon senso fosse solo una parte politica, ma che ci ritrovassimo, insomma, intorno a un tavolo a scontrarci magari di quelle 4 o 5 cose serie e non effettivamente di riscrivere quelle che sono realtà che per millenni hanno dominato la nostra civiltà e che fanno parte del nostro portato culturale, ma anche, voglio dire, valoriale, e quindi non dovremmo ribellarci ad esse, perché poi c'è il problema che qualcuno il progressismo lo intende non come qualcosa di tecnologico e di sociale, ma come un voler sempre, come dire, ribaltare qualsiasi tipo di certezza che l'essere umano ha. C'è di buono che di solito l'essere umano poi si ribella a questi processi di ingegneria sociale. Ecco, questa era una notizia molto, molto particolare che volevamo dare, ripeto, nonostante ci sono situazioni non belle. Abbiamo parlato di questo campo largo orfano del wokismo, ma noi l'avevamo sempre detto, insomma, che poi qualcuno addirittura scimmiottasse gli Stati Uniti, inginocchiandosi, cominciasse a usare la schwa nei documenti universitari e quant'altro, insomma, diciamo non ci ha mai convinto. Che però oggi chi torna alla realtà è le stesse persone che ha messo davanti ai salari, per esempio i diritti LGBTI, il clima, insomma tutte queste situazioni, diventa davvero, davvero molto, difficile. Proseguiamo, insomma, sappiamo che queste situazioni peraltro si complicano con l'arrivo delle prossime elezioni politiche, per cui nel PD c'è il dibattito non su chi sarà il prossimo candidato, ma addirittura sulle primarie, cioè se farle o non farle. Loro che le primarie le han sempre fatte, ben inteso, sempre ben indirizzate dal partito, con dei candidati ben precisi, qualcuno anche con il soldino già pronto da mettere nel salvadanaio, ai gazebo, eccetera, eccetera. Addirittura, siccome adesso c'è un segretario oggettivamente debole come Schlein all'interno della coalizione e all'interno del suo partito, ognuno dice la sua. Speranza chiede di cancellare le primarie e trovare un prestanome, cioè hanno parlato di democrazia fino all'altro ieri, dice no, questa roba qui, ma è una sciocchezza, troviamo un prestanome, indichiamo un 18enne o un anziano partigiano. Io se fossi un anziano partigiano mi incazzerei come una iena, come a dire, cioè vi ricordate di noi solo quando dobbiamo mettere la scheda nell'urna. Ma il bello è che purtroppo magari l'anziano partigiano vota per partito preso e quindi la scheda la mette comunque. Sconcerto nelle chat di partito, Elli furibonda contro i dirigenti Dem che non la reputano all'altezza e la logorano. Nel mirino del segretario che ha appena battuto il record di durata alla guida dei Dem, quindi la Schlein stranamente è alla guida dei Dem da più, per esempio, anche di Renzi o di Bersani. Anche le uscite di Bettini e Franceschini, ecco, questo è comunque interessante. Altre situazioni comunque, una sinistra seria, per esempio, comincerebbe a parlare di Europa, e parlare di Europa perché
perché effettivamente in Italia esiste una filiera dell'automotive che, nonostante le svendite di casa Agnelli, esiste ancora. E ripeto, questa filiera dell'automotive rischia di essere penalizzata, per esempio, dai tagli lineari che anche tutte le grandi case tedesche stanno operando, in primis Volkswagen. Si parla, badate bene, della chiusura di altri 4 stabilimenti tedeschi e un pericolo fino a 140.000 dipendenti. È chiaro che in un'economia come la nostra, che è strettamente interdipendente con quella tedesca, ricordiamo che la Germania e l'Italia sono le prime 2 economie manifatturiere del nostro continente. Quindi ci piacerebbe che la sinistra di casa nostra, invece di parlare di woke o di parlare, diciamo, di candidati premier, insomma, arrivasse un po' a quagliare e magari proponesse ai loro amici in Europa, di cui peraltro fanno parte della stessa maggioranza, perché in Europa non ci sono gli stolidi e cattivi sovranisti, ma c'è una mucchiatona che va dal Partito Popolare ai Verdi, e quindi ci fosse così, la necessità di liberare l'economia da determinati vincoli. Infatti, ripeto, questa sinistra forse molla il wok, ma non il potere che le ha fruttato, e quindi continua nei suoi errori effettivamente importanti. Che cosa sta facendo il governo in questa situazione? Beh, intanto il Consiglio dei Ministri sta prorogando fino al 5 settembre lo sconto di 17 centesimi sul gasolio. È una mossa che vale circa 130 milioni di euro ricavati grazie agli anticipi delle imposte sui dividendi dei grandi gruppi. In preparazione sono anche comunque nuove misure contro il caro prezzi. È importante anche l'intervento per garantire la continuità operativa dell'ex Ilva, e diciamo la cordata italiana dell'ex Ilva potrebbe risolvere veramente molti problemi, e dico magari anche fregandosene un po' delle norme europee, riportare, diciamo così, una filiera anche in questo caso importante, con una materia prima, con delle commodities, ecco, potremmo chiamare fondamentali per il nostro paese, nella nostra disponibilità. Comunque l'ammontare di vari interventi è superiore ai 2 miliardi. Ovviamente ci sono polemiche, perché si parla di tassazione delle banche, sapete che c'è una polemica tra Lega e Forza Italia, c'è il discorso del SAFE, cioè di questi prestiti legati soprattutto alla difesa. Il governo, diciamo, oscilla tra posizioni diverse, ma diciamo tra chi è più favorevole e chi è meno favorevole, ma il governo italiano, grazie anche alla posizione di buonsenso, lo voglio dire, della Lega, sta cercando di trasformare questi soldi, che non sono soldi diciamo che vengono prelevati direttamente dal nostro bilancio, ma che è eventualmente un ulteriore prestito e un'ulteriore flessibilità che potrebbe arrivare dall'Europa in cambio di interventi ovviamente nel settore della difesa. È chiaro che se si pensa che con queste cose si fanno solo carri armati, non ne usciamo, insomma, non deve essere quello l'obiettivo. L'obiettivo deve essere quello di rafforzare il sistema complessivo della sicurezza, che vuol dire rafforzare la sicurezza delle nostre città e i controlli e tutti quei macchinari e quelle infrastrutture che possono essere utili per la sicurezza di aeroporti, centrali elettriche, strutture, diciamo, sensibili. Tutte quelle strutture per difendere i nostri sistemi, le reti elettriche, le reti di comunicazione, i server, signori miei, i server dalla cosiddetta guerra cibernetica, ecco, quindi da problemi che possono davvero azzerare un'economia. E ancora, per esempio, tutta una serie di mezzi o di per esempio situazioni legate per esempio alla nostra marina che deve di nuovo avere un ruolo nel Mediterraneo, mentre qualcuno vorrebbe un po' rubare il nostro ruolo, pensiamo alla Turchia, pensiamo alla Francia, insomma, no? Quindi controllare, per esempio, difendere
il traffico marittimo, commerciale e non, verso il Mar Rosso. Allora, se si ragiona in questo senso, può avere un senso. Ovviamente l'Italia deve lottare perché vada verso questa direzione e non per fare carri armati, ripeto, che poi magari vanno pure a Zelensky. Ecco. Questa deve essere la situazione. Tante altre notizie abbiamo, ma il tempo a nostra disposizione è terminato. Quindi vi ringrazio ancora una volta per essere sempre in ascolto sulle nostre frequenze e vi do l'appuntamento alla prossima settimana. Avete ascoltato